vuol dire avere forse uno sguardo diverso, guardare altrove, e in questo senso dovremmo essere tutti un po' ribelli. Forse lo siete già anche voi, perché essere qui di domenica, sotto carnevale, a febbraio, ad ascoltare una lezione di storia, forse essere un po' ribelli contro chi ci vorrebbe disillusi dal presente e poco attenti al passato, e invece siamo qui. Comunque non preoccupatevi, la lezione non la tengo io. Avevate avuto paura. La tiene la nostra professoressa, che è Maria Giuseppina Muzzarelli, che abbiamo già avuto modo di incrociare in altre lezioni di Principato, quindi una abitudine di questo palco. È una medievalista, diciamo che... eccola, è già qua. Allora, vi dico solo che ha insegnato storia medievale, storia delle città e patrimonio culturale della moda all'Università di Bologna, si occupa di storia della mentalità e della società, un tema molto curioso e interessante. Fosse mai servito una prova, eccola qua, che si è ribelli a termine, rispetto a un ordine che corrisponde a una precisa fase storica, rispetto a uno stato delle cose che è destinato a mutare, rispetto a un potere che può essere contestato. Cioè si è ribelli quando ci si oppone, quando si esce dai cardini, quando tentando una rivolta si fallisce. E poi una rivoluzione è fallita, ma magari più tardi basta poco e qualcosa cambia e si diventa riammessi, riaccettati. Nel suo caso è finita al rogo ed è stata condannata per un motivo apparentemente minore, essersi vestita da uomo, ma vedremo che minore non è. Di fatto era un'infrazione disciplinare, un comportamento avverso ai canoni, dunque un'eresia. Da allora l'Inghilterra era retta da una dinastia che aveva preso origine in Normandia. Voi capite che ci sono lunghissime relazioni, lunghissimi rapporti tra questi due mondi. E quindi erano due dinastie francesi che sul suolo di Francia avevano molti interessi comuni. Sta di fatto che i diritti del re d'Inghilterra erano effettivi e forti. Così, quando Edoardo III li rivendicò, scoppiò un conflitto dinastico che si complicò con questioni vassallatiche, con interessi economici, con egemonie pretese da una parte e dall'altra, e in Francia si staccarono due grandi parti, Armagnac